Siamo con l'onorevole Giovanni Di Caro di 5 Stelle. Un commento è d'obbligo su questa scissione che il Movimento 5 Stelle ha subito proprio qualche giorno fa con la fuoriuscita di 60 parlamentari fra deputati e senatori e chiaramente del leader Di Maio. Una sua valutazione e poi chiaramente vorremmo anche sapere lei chi sceglie. Ma è la solita operazione di palazzo di persone, a partire da Di Maio, che in 10 anni hanno affermato una cosa, ora affermano l'esatto opposto dal punto di vista politico. L'attaccamento alla poltrona che hanno dimostrato ha portato poi alla scissione, una scissione che non è un evento improvviso, ma è stata una cosa costruita per cercare di garantire un minimo di sopravvivenza politica al governo Draghi, che onestamente dal punto di vista nostro del Movimento 5 Stelle all'Ars ha fatto poco di buono, e quel buono che era stato fatto durante i governi Conte, mi riferisco al reddito di cittadinanza e al superbonus, è stato logorato da un'azione di governo che definire penosa è un eufemismo. Ovviamente io sto col Movimento 5 Stelle perché reputo un errore innanzitutto politico e morale fare determinati tipi di operazioni. Sono sempre per il giudizio popolare, ovvero se qualcuno vuole cambiare, per carità, casacca, lo faccia, ma passando dal giudizio popolare e non con operazioni ridicole di palazzo che lasciano il tempo che trovano. Forse due leader come Conti e quello che è venuto dopo è Di Maio, che diciamo è stato proprio il fondatore, forse erano troppi per il movimento, due modi di pensare e di pensiero diversi che diciamo hanno preannunciato anche una spaccatura che già c'era nell'aria, considerando che tantissimi parlamentari di 5 Stelle durante la legislatura sono andati via, quindi c'è anche da chiedersi se c'è anche un vulnus all'interno dei 5 Stelle, un cambiamento di visione della politica. Ma innanzitutto sui due leader il Presidente Conte è stato legittimato da un voto degli iscritti, quindi l'unico Presidente del Movimento 5 Stelle è il Presidente Conte. Di Maio ovviamente ha sofferto questo tipo di situazione, ma questo non vuol dire che ci siano due galli in un pollaio. Forse qualcuno ancora aveva in sé la volontà di dirigere il movimento, che però, come dicevo poco fa, ha la presidenza in Giuseppe Conte. Per il resto il vulnus, a mio avviso, come diciamo sempre da qualche anno, sta nella selezione della classe dirigente e di chi poi va ad occupare gli scranni alla Camera e al Senato. Se questa selezione viene effettuata, così come purtroppo in passato è stata effettuata, anche grazie all'enorme consenso popolare che non ha dato modo di controllare anche gli ultimi delle liste, se questa selezione viene fatta, come dicevo, in maniera approssimativa, poi ti ritrovi in Parlamento gente che crede alle sirene, ai puffi e ai microchip impiantati nella pelle. Io devo dire che sono contento di questo processo, come dire, di snellimento, cioè contento del fatto che qualcuno se ne sia andato dal movimento, perché asserisco da sempre che quando i rami secchi si tagliano, la pianta, se viene innaffiata bene, riesce a crescere dritta e bene a dare i suoi frutti.